siamo online in onda, perfetto, dai, aspettavo soltanto il thumb up del buon Michele dalla regia con Cristian Dolcetti e Michael Truscelli, gli allenatori rispettivamente di 10 Martiri e Montale Football Club, giusto? Five, va bene, va benissimo, comunque sempre calcio a 5, quindi l'importante è che ci sia il futsal. Partiamo da Cristian, secondo posto in classifica al termine del girone di andata, il pronostico è a vostro favore. Come si diceva prima, il Bologna lo ha rispettato, però si va in campo, sono 60 minuti dove un 1x2 in schedina ci sta tutto quanto anche oggi. Sì, più che altro in queste competizioni qua sono partite secche, quindi qualsiasi sia la prestazione e l'approccio a volte spostano gli equilibri, e quindi quello che si è fatto precedentemente in un campionato dove giochi settimanalmente e prepari le partite di settimana in settimana è tutta un'altra cosa, insomma. Quindi bisogna essere bravi ad approcciarla, bisogna essere bravi e consapevoli di mettere in campo tutte quelle che sono le qualità di una squadra per uscire dal campo senza rimpianti. Michael, da parte vostra invece ci sarà l'obbligo di rifarvi anche della partita di andata, avete perso 4-0, oggi può succedere di tutto, l'importante è approcciare bene la partita. Cosa fare per dar fastidio al 10 Martiri che in campionato insomma ha dimostrato di giocarsela lì per il primato? Conosciamo sicuramente il valore dell'avversario, tant'è che in campionato hanno rispettato la loro forza, però noi siamo arrivati qua, siamo dentro questa Final 8 e ce la metteremo tutta dall'inizio alla fine, venderemo cara la pelle, rispetteremo l'avversario, la sua forza, ma non siamo venuti qua a partecipare, come credo nessuna delle società partecipanti a questa competizione. Nessuno vuole fare da sparring partner, chi vince questa sfida lunedì affronterà la vincente di Futsal Reggiana e Rossoneri. In bocca al lupo intanto mister, in bocca al lupo anche Cristian. L'ultima cosa, poi vi mando negli spogliatoi, bisogna dire anche una parola su una classe 67, sarà il secondo portiere, però visto che sicuramente la classe si sta guardando, Marzio puoi tornare a giocare, Marzio Brancar, visto che sono della stessa età, insomma è anche bello, insomma 67-58 anni essere qui in campo, quest'anno il 59esimo anno lo farà. Beh, noi abbiamo delle defezioni nel nostro roster, abbiamo scelto, proprio io ho scelto con il mio staff di premiare proprio Eleonora, che si è sempre allenata col massimo impegno, non manca mai, io la chiamo un po', passatemi il termine, l'under del gruppo, perché è veramente, non c'è febbre, non c'è tosse, non c'è clima che la possa fermare, è sempre presente negli allenamenti ed era giusto per questo premiarla. Io spero di arrivare a fare i commenti ancora a 58 anni. In bocca al lupo, mister, ci vediamo più tardi. In bocca al lupo, la stretta di mano tra i due allenatori che tra poco si affronteranno. Andate pure dalle vostre ragazze. Io ho finito con voi. Che si affronteranno a breve. Abbiamo detto appunto di Eleonora Orlandi, classe 67, è il numero 1 della formazione del 10 Martiri. Un 10 Martiri che numeri alla mano è l'antagonista del Bologna con 29 punti conquistati nelle prime 12 partite. Un attacco fatto di 38 gol fatti e una difesa che ha subito soltanto 15 gol. Numeri comunque importanti anche per il Montale Football 5, mi era sfuggito il 5 iniziale, settimo posto con 13 punti. Stefano Testoni tra poco live con il commento tecnico di Giulio Coso per questa seconda quarto di finale qui live della Belvotea Arena.
Sedici squadre in campo, 2 regioni, 2 Coppa Italia regionali, Serie C da conquistare, gol, spettacolo, emozioni assicurate. Tiene il pallone in campo, lo lancia lungo per Semolini. Tre, 6 gennaio, Belbote Arena di Tombolo.
pronto per il secondo quarto di finale. Si attende soltanto l'entrata in campo delle squadre al seguito dei direttori di gara Stefano Cosetto di Schio e Mattia Bassetto di Treviso. Entrano in campo 10 Martiri e Montale Football 5. Stefano Testoni è qui al mio fianco per il commento tecnico. Giulio Cosaro, pronti per vivere il secondo quarto di finale della Final 8 di Coppa Italia regionale femminile. Buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano, seconda partita di questa giornata. Sempre Emilia Romagna, sempre due squadre del campionato interregionale, vedremo cosa succederà in questa gara. Con le immagini della regia di Veneto Futsal TV inquadrate le ragazze del Montale Football 5, completo nero, i portieri arancione, questi due direttori di gara, qui invece con la maglia color fucsia, mi sembra di vedere fucsia, il 10 Martiri. Secondo in classifica nel torneo interregionale. Ho parlato piano, se no mi sentivano tutti quanti qui intorno. Squadra in campo, cosa aspettarci? Anche qui il pronostico tutto a favore del 10 Martiri, visto il secondo posto in classifica con il Bologna che ha già dimostrato che il fattore classifica è risultato decisivo. Sì, 10 Martiri assolutamente favorito, ma come dicevamo anche in apertura di giornata, la Coppa è un po' un torneo a sé, ma considerando la prima gara, la classifica del campionato ha sicuramente fatto da padrone. Vediamo un po' cosa succederà in questa gara. Laura Valenti, capitano del Montale Football 5, e Federica Grassi, maglia numero 8 per il 10 Martiri. Il fischio di due direttori di gara e le giocatrici che si danno il 5. Saranno 60 minuti importanti, 60 minuti e qui ci aspettiamo ancora gol. 5-1 la vittoria del Bologna nella gara che ha aperto questo primo pomeriggio qui live della Belbotea Arena. Tutte le sfide in diretta live sulla pagina LND del Veneto, con un 10 Martiri, abbiamo detto anche nelle interviste pre-gara, che ha tra le sue file la seconda portiere Eleonora Orlandi, classe 67, qualcosa di pazzesco. È più giovane di Marzio, però Marzio potrebbe continuare a giocare. Sì, siamo abituati con Marzio a vedere che comunque l'età è spesso solo un numero anagrafico, quindi è anche bello vedere Orlandi nella distinta della 10 Martiri. Bello, molto bello. Diciamo che il nostro sport ci dà anche queste ottime possibilità di dare spazio, diciamo, a chi ha voglia di giocare. 10 Martiri che deve fare a meno di assenze importanti come quella di Cristina Fratini, rottura e crociato per lei, stagione finita, e Roberta Pirani invece costretta ai box per un infortunio muscolare. Dall'altra parte il Montale Football 5, una società giovane nata 3 stagioni fa dopo un campionato amatoriale. L'obiettivo è la voglia di fare federazione e grazie anche al campionato interregionale col Veneto. Prima però della partita, prima di vedere le grafiche con i quintetti, i minuti di silenzio per la strage svizzera di Crans-Montana. Il fischio e l'applauso. Andiamo con le grafiche, con il quintetto del 10 Martiri di mister Cristian Dolci, che schiera tra i pali Faustini, Filippini, Andreasi, Rambaldi, Grassi nel quartetto di movimento. A disposizione in panca Orlandi, Alfieri, Russo, Frigio, Zanini, Creveri e Ardondi. Montale Football 5 invece
Michael Truscelli, il tecnico della formazione modenese, tra i pali Guicciardi, Valenti, Cocconi, Cecchetto e Marramà. In campo a disposizione in panca Mosca, Selleri Prati, Sangue Dolce, Oliva, Borghini, Leopardi, giusto in tempo per il fischio d'avvio del signor Gosetto di Schio. Parte anche il cronometro nelle grafiche di Venete Futsal TV per questo secondo quarto di finale, con subito il tentativo del 10 Martiri che alza subito la sponda con Ilaria Andreasi. Subito parte forte la formazione di mister Dolcetti, che ricordiamo in campionato segue a 2 punti il Bologna al termine del girone di andata. Nello scontro diretto in campionato vittoria secca, un poker secco 4-0 proprio per il DC Martiri, che batte questo calcio d'angolo. Subito rinvia la numero 1 Francesca Guicciardi, uno dei giocatori di maggior talento della formazione di Montale. Guicciardi assieme a Valenti tra l'altro con passato anche tra i nazionali con la maglia del Bagnolo. Seguiamo ancora questo nuovo calcio d'angolo che si perde sul fondo. Insomma, parte subito forte il 10 Martiri, Montale che però deve scrollarsi dosso questo inizio un po' in sordina. Sì, assolutamente, 10 Martiri che è partito subito cercando di fare la partita con il giro palla, molto interessante però la difesa a zona serrata da parte del Montale, che quindi proverà a ricoprire quello che poi è stato prima la giocata del Sassuolo, cioè una partita basata sulle ripartenze, anche se difende molto alta la zona del Montale. Sì, Montale che con la Cocconi aveva cercato di farsi pericolosa già dalla parte opposta con la sua capitana Grassi, va a calciare solo l'esterno della rete, illusione a quello che poi non è arrivato del vantaggio. Montale che deve scrollarsi un po' di dosso anche questo ruolo di partecipante. 10 Martiri proverà assolutamente a fare la partita, è già andato un paio di volte dalle parti della difesa del Montale. Intanto la palla arriva tra le mani di Giorgia Faustini, il numero 12, portiere titolare della squadra di mister Dolcetti, l'imbucata avanti per Grassi, la chiamata in causa anche di Ilaria Andreasi, che però no, il pallone è uscito, dunque sarà una rimessa al fondo con la Guicciardi, il portiere a disposizione tecnico Truscelli, che ci ha fatto ripartire il gioco, un triangolo che non va a buon fine con la Cocconi che spara avanti il pallone dove non può arrivare Gloria Cecchetto. 3 gol per lei, una formazione, quella del Montale, che ha segnato 24 gol, dall'altra parte invece 11 Martiri che ha referto il campionato, ne ha già messi a segni 38, subendo soltanto 15, dunque numeri importanti che confermano l'ottimo rullino di marcia. Ma qui intanto recupera pallone Valenti, indietro, palla lunga che finisce comodamente alle spalle di Faustini, e sarà proprio il numero 12 della formazione di Ferrara, della provincia del Ferrarese, a far ripartire il gioco. 3 minuti già andati sul cronometro, ancora 0-0. Giulio. Sì, abbiamo già capito quello che è il mood delle due squadre, con il 10 Martiri a girare il pallone, a cercare di allargare la difesa a zona del Montale, che invece si affida soprattutto al lancio lungo, alla ricerca di Marramà, che probabilmente ha tra le sue qualità quella di difendere il pallone e poi eventualmente girarsi, quindi 2 stili di gioco totalmente differenti. Recupera tanto il pallone Filippini nella propria metà campo, lo prende ancora anche il suo capitano Grassi, che lotta con un'avversaria. Grassi a dare dietro però nella parte sbagliata. Cocconi intanto alleggerisce lontano, ancora inoperose i 2 portieri. Qualche brivido per la Guicciardi in avvio di gara, giro palla, ora cerca di verticalizzare la numero 6 Rambaldi, non va a buon fine il suo passaggio e lo può ripartire dalla sua area Guicciardi. Si alza la difesa attiva del 10 Martiri, che anche in questo caso prova ad andare alla caccia del pallone, quindi ci sono 2 stili di difesa anche in questo caso diversi, dove il Montale utilizza una zona alta, mentre per il 10 Martiri è un vero e proprio pressing. Laterale per il Montale, Valenti, Cocconi imprecisa, numero 3 in maglia nero-arancio,
le linee verticali che vanno a colorare la maglia completamente nera della formazione di mister Truscelli, con il 10 Martiri che riparte da dietro. Rambaldi alza la testa, vede il capitano Grassi che cerca subito di girare il pallone, un rimpallo favorisce ancora l'8 del 10 Martiri, si riparte da dietro con il giro palla. Filippini, ancora Filippini, qui sulla nostra postazione c'è Rambaldi che riceve il pallone, ottimo lo scambio, Rambaldi va via sulla sinistra dalla parte opposta per la piazzata di Grassi. Forse doveva essere più convinta. Sì, qui Grassi deve essersi un po' emozionata alla ricerca della rete, da quel punto di gioco si deve esplodere con potenza per passare oltre il portiere, ecco. Corner intanto battuto dietro con la conclusione della distanza di Francesca Filippini. Palla fuori di poco, tra l'altro Grassi che in campionato, rivediamo intanto nel replay la conclusione di poc'anzi, Grassi che è la miglior marcatrice con 10 gol della formazione di 10 Martiri oggi in campo. Vediamo il Montale, bravo però 10 Martiri con Andreasi a riprendersi il pallone, una giocata, anzi no, era di Filippini, ora il capitano Grassi alza la testa, serve Rambaldi in scivolata, Cocconi è precisa, poi arriva sulla conclusione ancora Grassi, palla alta. Assalto frequente del 10 Martiri, ma era anche quello che ci aspettavamo, il Montale che prova a farsi avanti con precisione per evitare poi contropiedi, ma assolutamente diciamo che è il 10 Martiri a fare la partita. Faustini intanto comoda, Rambaldi bisogna già scaldarsi anche in panchina quelli dei 10 Martiri. Grassi va a girarsi sul fondo, c'è la punta della collega capitana avversaria Laura Valenti che mette in corner, ancora un calcio d'angolo per la formazione di mister Dolcetti. Rambaldi, il tiro sul secondo palo, ancora Valenti in corner, ancora Ilaria Andreasi dalla lunetta del calcio d'angolo. Dietro ancora per Rambaldi che mette ancora in mezzo un pallone, lo recupera però la retroguardia con Oliva che viene atterrata. Primo fallo del match, una partita fin qui insomma correttissima, ovviamente. Sì. Siamo solo all'inizio del secondo quarto di finale. Sì, assolutamente, una partita corretta con le giuste schermaglie, c'è una difesa serrata da parte di entrambe le squadre. Intanto attenzione a Rambaldi, serve Grassi un po' si addormenta sul pallone, vediamo un fallo Rambaldi, la ripartenza, era buona la giocata, l'invito di Marramà non ci è arrivato però Cecchetto, un Montale che comunque si fa vedere. Qui potrebbe esserci uno dei punti di gioco appunto del Montale, giocata su Marramà che può decidere se girarsi o appoggiare sulla corrente laterale. Nel frattempo i 10 Martiri ha già cambiato 2 giocatrici, forse non troppo contento mister Dolcetti. Sì, proprio il Fieri che ha cercato l'invito per Andreasi, capisce tutto quanto, però Marramà che viene fermata senza fallo, può allora ripartire in velocità, ma non va a buon fine il passaggio per Alexia Zanini, dunque palla regalata praticamente al Montale. 4 secondi di tempo per battere il laterale in tempo, palla per Cocconi, l'anticipo difensivo è positivo, tanto si fanno sentire anche i tifosi del Montale appostati alla nostra sinistra. Ricordiamo in campionato il Montale a sconfitta interna, qui buona la giocata, palla per Valenti, la capitana va a calciare, prima conclusione, primo brivido, e allora deve fare attenzione di 10 Martiri perché il Montale è comunque presente nella partita. Sì, qui bel cost to cost di Valenti. E probabilmente non mi sono reso conto se c'era uno spazio a sinistra, probabilmente aveva più senso o calciare un passo dopo oppure aprire. Intanto il 10 Martiri concede un nuovo pallone già rinviato da Guicciardi, fa buona guardia però in fase difensiva Filippini, proprio il numero 11 del 10 Martiri riceve ancora il pallone dal numero 2 il Fieri. Cocconi mette in fallo laterale all'altezza quasi della linea di metà campo, proprio sotto la postazione da cui vi stiamo raccontando io, il vostro test e Giulio Cosaro, questo secondo quarto di finale. Attenzione, qui l'errore del 10 Martiri, può ripartire in velocità la numero 9 Giorgia Marramà che viene però fermata nei tempi giusti dalla Russo e deve fare attenzione il 10 Martiri, non può concedere queste
occasioni che possono diventare letali con Marramà, che in campionato ha segnato 4 gol. Andiamo a seguire il corner, tanto ci sono 2 cambi pronti, palla in mezzo per Marramà, qui non si intendono i due, Giulio. Sì, qui non si intendono le due sul calcio d'angolo. Sicuramente la posizione di Marramà è molto interessante, anche perché tiene sulla squadra e ha la possibilità poi di andare a rete. Il 10 Martiri per ora non ha scricchiolato più di tanto. Sono interessato a vedere come sarà invece la posizione del pivot del 10 Martiri ora che Grassi è uscita. Martiri che continua a fare possesso palla, la palla è spizzata, la tiene comunque viva Zanini, anzi no, si accontenta della rimessa laterale, guadagna comunque molti metri, può alzare il baricentro. Allora la formazione di mister Dolcetti, il signor Bassetto di Treviso, indica la giusta posizione dove battere questo fallo laterale. Palla dietro per Russo, ancora giro palla, Alfieri l'imbucata per Russo che calcia un tiro libero in movimento, non era semplice, era anche la posizione avversaria. Rivediamo la scivolata, altra buona occasione per il 10 Martiri, tra l'altro su un buon invito di tacco di Alfieri. Sì, ottimo invito di tacco di Alfieri. Attenzione però ancora 10 Martiri, qui bravissima Valenti a dire di no al tentativo di triangolare di Aurora Craveri, proprio il numero 13 10 Martiri, batte dietro per Russo, fermata per qualche istante, Russo recupera il pallone il Montale, però bisogna giocare con più calma, che qui è una palla che poteva essere maggiormente utilizzata in modo pericoloso in avanti. Sì, c'è assolutamente un po' di pressione o apprensione da parte sia del 10 Martiri, che vuole assolutamente passare in vantaggio quando anche la superiorità che poi gli viene data anche dalla posizione in campionato dovrebbe renderle più tranquille, insomma, nelle fasi di gioco. Ovviamente il Montale desta più di qualche preoccupazione perché il 10 Martiri si fa sotto, ma sicuramente un gioco così intenso non giova poi alla situazione. Intanto sono entrate per il Montale Sangue Dolce e la numero 5 Valentina Selleri, quindi intanto Marramà che mi sembra abbia chiesto forse il cambio, che comunque sta sportellando un bel po' con, eccola qua inquadrata la numero 9, sta sportellando in zona d'attacco. Insomma il Montale giustamente si affida alle sue giocate, posizione pivot. Qui il 10 Martiri che esce bene, palla imbucata per Russo che se la allunga, poi Valenti non è precisa, bene Russo che recupera ancora il pallone per le sue compagne di squadra, giro palla, alza la pressione ora con Marramà, una sportellata alla giocatrice avversaria, si gira ancora Russo che viene fermata da Valenti, riparte da dietro ma è sempre possesso 10 Martiri. Si difende molto bene il Montale nonostante questi passaggi che superano la prima linea difensiva. 10 Martiri che vuole assolutamente arrivare a rete e portarsi in vantaggio. Ricordiamo intanto a chi ci sta seguendo che questo è il secondo quarto di finale femminile. Attenzione, mamma mia, stava per scartare un regalone in ritardo il 10 Martiri. In caso di parità, il termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore supplementari previsti soltanto nelle finali di lunedì. Tardo pomeriggio, qui live sempre dalla bellissima Belmonte Arena, che da 4 anni è diventata la casa del futsal regionale che conta. Attenzione, il contropiede con Alfieri, fermata da un tris di marcatura e arriva il fallo. Un fallo giusto. Sì, Alfieri lo cerca e ovviamente Valenti non può far altro che metterla giù. Tra l'altro questo è un calcio di punizione da una posizione molto interessante, perché le scelte possono essere due: o calciare direttamente in porta oppure attuare uno schema che potrebbe andare o sulla parallela oppure ad aprire sulla destra. Vediamo la scelta. Mister Dolcetti comodamente seduto sulla sua sedia lì a bordo panchina dà indicazione alle compagne di squadra, alle sue ragazze, con Martina Russo maglia numero 3 sul punto di battuta, lascia la battuta ad Alfieri che spara di potenza senza però inquadrare lo specchio della porta. Dunque Guicciardi può ripartire da dietro, potevano forse sfruttare meglio, anche se comunque l'Alfieri ha dimostrato di aver potenza sul suo destro. Sì, si era creato lo spazio per il pallone all'incrocio dei pali, la palla è svirgolata leggermente ed è uscita. Probabilmente poteva esserci un'occasione sfruttata meglio, sì. Vai Montale, facci sognare, l'urlo delle tifose
e tifosi presenti qui per la formazione modenese, che dopo 15 minuti sta impattando a reti bianche nella sfida nel secondo quarto di finale contro il 10 Martiri, come dicevamo nelle interviste pre-gara. Poi chi vince affronterà lunedì una tra rossoneri e Futsal Reggiana, che saranno le due squadre che giocheranno il quarto di finale delle 19. Stasera poi si chiuderà il lotto delle prime 4 partite con il match tutto Veneto, l'unico match tutto Veneto dopo 2 emiliani e uno misto tra Città di Tiene e San Martino. Ovviamente si è dato precedenza alle formazioni che arrivano dall'Emilia Romagna per dar loro modo anche di ritornare senza tanti problemi poi a casa. Soltanto 4 però ritorneranno qui in campo alla Belboté Arena. Sì, interessante anche la formula del campionato interregionale, che però dà delle distanze che spesso sono proibitive, ecco. Cravera intanto mette giù il pallone, cerca l'invito sulla corsa di Marta Rambaldi, viene però fermato in fallo laterale. Un 10 Martiri che ha a disposizione tanti cambi. Vediamo se batterà questo out nel giro di 4 secondi, un out praticamente regalato, quello della capitana Federica Grassi. Recupera comunque il pallone a formazione di mister Dolcetti, c'è un po' di confusione, bene ad uscire ora Elisa Pratti, che viene però fermata in un secondo momento. Intanto mister Dolcetti quasi a voler entrare in campo, si toglie la felpa, lo vedete lì inquadrato dalla telecamera di Veneto Futsal TV. Ricordiamo tutte le sfide live sul canale LND del Veneto. Veneto che ancora una volta dimostra di essere avanti anni luce nel promulgare il nostro amato futsal, Giulio. Sì, spero che anche tutta questa organizzazione ottima della LND e anche poi la Belboté Arena. Attenzione, il pallone messo in mezzo, ovviamente non c'è tocco di mano perché era con il petto pieno il no di Valenti, ma ancora con Rambaldi, la palla scodellata, Guicciardi esce dalla linea di porta e poi va a rilanciare lungo per la sua capitana Valenti, che viene fermata nel momento giusto da Francesca Filippini. Un Montale che rialza un po' il suo baricentro, lo fa in modo pesante, poi si porta negli ultimi 10 metri della metacampo avversaria. Valenti, laterale, sfila in fondo, che brividi per Faustini. Sì, assolutamente, dicevamo, speriamo appunto che tutta questa organizzazione, che speriamo sia anche di beneficio a chi ci sta guardando, dia anche una possibilità di maggiore visibilità a quello che è il nostro sport. Il Veneto è dal nostro punto di vista assolutamente capolinea, al capofila di questo, e ne beneficiano anche le regioni vicine come l'Emilia Romagna. Stiamo assistendo anche a una gara tutto sommato divertente, quella precedente è stata anche una gara ricca di gol, e vediamo che in ogni caso anche il Montale, che è una squadra che ovviamente è arrivata qui con ottime speranze di fare bella figura, si sta ben comportando. Intanto sul regalo del Montale attacca il 10 Martiri dalla rimessa laterale, deve reimpostare da dietro, palla destra ora per Rambaldi che chiama in causa Filippini. Filippini prolunga bene il pallone, bella la palla qui cercata di Andreasi per la corrente Grassi. Valenti ci ha messo una pezza importante. Sì, davvero, non quasi come un gol fatto, ma un ottimo salvataggio di Valenti, sempre attenta, e è anche uno dei motivi probabilmente per cui non viene mai cambiato il capitano del Montale, che ora si fa avanti. Giocata di Valenti, e qua arriva anche il cartellino giallo per Marta Rambaldi. Sia il primo fallo, un cartellino che però ci sta perché Valenti, che ora viene richiamato in panchina a rifiatare, era partita, aveva evitato il sandwich avversario e poteva diventare azione davvero pericolosa. Primo giallo del match, secondo fallo per il 10 Martiri, in una sfida che quando siamo entrati nel 20° minuto è ancora ferma sullo 0-0, e allora aspettiamoci ed auguriamoci che possa arrivare un gol che sblocchi la partita e dia maggiore spettacolo a questa sfida. Sì, giallo giusto, fallo giusto anche a bloccare la ripartenza di Valenti, bravissima a partire. Ora anche mister Truscelli ha un po' cambiato.
le carte in Uscita tavola. importante di Guicciardi su Rambaldi. Montale che era in possesso palla, ha perso una palla velenosa, sono ripartite le ragazze del 10 Martiri, pericolosa con Guicciardi brava a tenere botta nella propria area. Ancora Guicciardi pronta a rilanciare il pallone, comodo per Cocconi. Nel frattempo c'è stato un cambio in avanti, è entrata Oliva, quindi si alza anche la possenza fisica. Probabilmente mister Truscelli non trovava uno sbocco in avanti, quindi ci aspettiamo anche un sistema di gioco con ancora un lancio sul pivot. Oliva e anche il numero 22 Leopardi dentro per la formazione del Montale. Palla in mezzo, fermata da Cocconi. Leopardi, Montale, allora vorrei anche domandarti qualche poesia, ma lasciamo stare, se no potrebbero rimandarci in italiano quest'oggi. È meglio che stiamo qui a commentare quello che è il calcio 5 regionale, interregionale quest'oggi. Proprio Leopardi a dire di no, recupera ancora il 10 Martiri, la palla, un tiro che poteva essere quasi un passaggio del numero 11 Filippini, qui inquadrata dalla regia di Futsal Veneto TV. Leopardi, Cocconi, lungo per Oliva che mette giù bene il pallone. Oliva lo difende bene, spalle alla porta, l'invito, ottima la giocata, palla per Leopardi che chiama proprio Oliva. È mancato quel mezzo passo, ma in impostazione il Montale fa vedere di saper fare bene le cose, Giulio. Sì, davvero interessante questa impostazione del Montale, che si è un po' scrollato di dosso anche quella che doveva essere la maglia nera di non favorita, anche se il 10 Martiri si fa sotto. Attenzione a Grassi, la palla per il tiro, il gol, il vantaggio, il rigore in movimento di Ilaria Andreasi, servita nel migliore dei modi da Federica Grassi. Il classico gol del calcio a 5, la finta palla in mezzo e un tiro preciso di Ilaria Andreasi che sblocca la partita al 22esimo minuto. Lo rivediamo. Sì, qui un grosso peccato, il Montale stava facendo bene, ma il 10 Martiri ha sfruttato questo buco difensivo e non c'è stato davvero scampo per la squadra in maglia nera. E il vantaggio non poteva proprio che arrivare dal numero 10 del 10 Martiri, un 10 Martiri che cerca ancora di attaccare, si riprende il pallone qui intanto colpita proprio l'autrice del gol Ilaria Andreasi, un contrasto tra le due giocatrici. Sì, non sembrava esserci nulla di pericoloso, ma sicuramente il colpo è stato preso. Tanto qualche protestina di Dolcetti con il direttore di gara, il signor Gosetto di Schio. Subito aver richiamato l'attenzione al numero 22 del Montale, Alice Leopardi, per un intervento del team medico. Non c'è il fallo, si è rialzato comunque l'autrice del gol che fin qui decide la partita. Quando siamo entrati nel 23esimo minuto e c'è anche il time out chiesto da mister Montale che richiama a bordo campo le sue ragazze. Insomma dai, si è sbloccata la partita e adesso vedremo come saprà reagire il Montale con mister Truscelli che richiama lì vicino a sé le sue ragazze. Sì, coglie l'occasione per questo time out il Montale anche per rimescolare un po' le carte e provare a trovare un nuovo piano di azione, anche perché il Montale è riuscito ad arginare molto bene il 10 Martiri che comunque nonostante la supremazia non era stato così preciso, un po' per mancanza di cinismo, un po' per occasioni non sfruttate. Sicuramente da una parte mister Truscelli proverà appunto a rimescolare le carte per dare un sistema di gioco, mentre mister Dolcetti non è per nulla contento, l'abbiamo visto anche alzarsi varie volte, probabilmente si aspettava un vantaggio maggiore e anche prima di questa rete, quindi ci sono degli animi un po' contrapposti, ecco, in questo time out. 39esimo gol, quello segnato dal 10 Martiri, per fare un po' di statistiche, parlare un po' di numeri, insomma conferma l'ottimo potenziale in avanti con Ilaria Andreasi, uscita anche dal campo per un lieve infortunio ma sicuramente pronta a rientrare nel partito di movimento, che ha sbloccato il tabellino personale, anche quello della sfida, quando mancano 5 minuti
al riposo del primo tempo un fallo laterale con la numero 22 Alice Leopardi che restituisce il pallone, un bel gesto di sportività perché non era stato ravvisato il fallo e la Leopardi si è accorta di averlo commesso e ha restituito il pallone alla formazione avversaria. Sì, un bel gesto di fair play che fa sempre bene, soprattutto quando ci sono queste gare che poi vengono seguite. Il pallone intanto deviato da Alison Borghini tra le mani della sua portiere Guicciardi, anche qui ottima uscita, sa tagliare bene il campo il 10 Martiri e questa potrebbe essere una chiave di lettura fastidiosa per il Montale Football 5. Sì, in effetti è quello che poi è anche successo in occasione della rete del vantaggio, dove l'autrice della rete si è trovata da sola davanti alla porta, quindi c'è un'ottima situazione da parte del 10 Martiri che sia col pivot sia con l'apertura laterale riesce a trovare lo spazio. Attenzione all'Oliva che riparte dalle retrovie, ottima la giocata a destra per il numero 17 Alison Borghini, che però viene fermata, il contropiede, la ripartenza per il 10 Martiri, il tiro e il raddoppio, fotocopia, control C, control V di Francesca Filippini, un copia e incolla perfetto. 10 Martiri 2, Montale Football 5 0. Sì, un contropiede velocissimo qui sul lato e un bellissimo triangolo dove non arriva Leopardi e non c'è veramente nulla da fare per Guicciardi, veramente il 10 Martiri raddoppia e anche con merito in questo caso. Due azioni a fotocopia che portano al doppio vantaggio la formazione di mister Cristian Dolcetti, che raggiunge quota 40 gol stagionali tra campionato e questa prima sfida di coppia. Un 10 Martiri con Alfieri che continua ad attaccare, palla a sinistra per Ardondi appena entrata in campo, ecco la numero 14 che scarica dietro per Alfieri, si fa vedere sotto la nostra postazione. L'ultima a toccare è proprio lei, la numero 5, Annalisa Frigio, una Frigio che rientra da poco dopo un infortunio importante, praticamente un anno ferma ai box, e un cambio importante che saprà dare un grosso contributo e lo fa già in questo momento. Insomma, in questo momento entrare in campo sul 2-0 dà anche maggiore tranquillità anche a lei che ha avuto qualche problemino fisico importante. Sì, assolutamente. Tra l'altro, guardando la distinta, a parte Ardondi, sono tutte ragazze degli anni 2000, quindi è interessante che una seconda in classifica in campionato, che comunque sta conducendo una partita di questo genere, possa schierare delle ragazze così giovani. Dall'altra parte è cambiato dal punto di vista tattico l'assetto di Dolcetti, dove non c'è più il pivot ma un gioco a 4. Alfieri protegge bene il pallone, chiama in causa Russo che lo scarica ancora per il numero 2 del 10 Martiri, giro palla insistito tra le due, 2 minuti al gong, poi anche l'eventuale recupero. Intanto con il petto Giorgia Marrama mette in fallo laterale, è rientrata la numero 9, rientra anche il capitano Laura Valenti per questi ultimi spiccioli di primo tempo con il 10 Martiri che vuole consolidare il vantaggio, ma attenzione perché recupera il pallone il Montale, palla non ben calibrata per Borghini, Valenti ancora da dietro, Suola arretra, Borghini sulla corsia laterale di destra, va ancora dietro da Valenti, 1,5 ancora da giocare. Cocconi rilancia a lungo ma la Marramà era indietreggiata, dunque 10 Martiri che può tornare a respirare in tranquillità. Sì, ultimi scampoli di primo tempo anche qui un po' contrapposti, dove il 10 Martiri fa girare il pallone e vuole andare all'intervallo con la serenità del doppio vantaggio. E mister Truscelli dal canto suo ha rimesso in campo subito Valenti e Marramà per provare a vedere se c'è ancora spazio per accorciare le distanze. Ultimo minuto, 10 Martiri ancora che attacca con Ardondi fermata, Alfieri recupera il pallone, Ardondi fa girare il pallone, si accentra bene Alfieri, la giocata viene fermata da Borghini, c'è il fallo con Dolcetti che chiama il time out, richiama qui allora le sue ragazze, 30 secondi al riposo più l'eventuale recupero che sicuramente sarà di un paio di minuti visti i 2 time out, e Dolcetti che andrà, vediamo,
a cercare il colpo vincente su questa punizione che può diventare intrigante, Giulio. Sì, assolutamente, anche perché siamo sui 9 metri leggermente defilati, quindi ci sono almeno un paio di soluzioni. Infatti mister Dolcetti sta catechizzando le ragazze su quelle che sono le posizioni da prendere. Certamente a tempo praticamente scaduto sarebbe interessante il tris del 10 martiri. Il Montale dal canto suo proverà a installare una buona difesa in questo calcio di punizione. Intanto abbiamo già superato il 30° minuto, lo vedete anche con la grafica di Veneto Futsal TV, mentre arrivano le ragazze del Futsal Reggiana, prossime a scendere in campo nel terzo match delle 19 contro la squadra rossoneri, formazione veronese, la prima veneta a scendere in campo, poi a chiudere la giornata ci sarà il sfidatura regionale tra San Martino e Città di Tiene. Punizione 10 martiri con Francesca Alfieri sul punto di battuta, defilata Annalisa Frigio. Probabilmente ci sarà uno schema, considerando che Ardondi non è sul secondo palo, quindi probabilmente andrà a muoversi, vediamo. Aspettiamo il fischio che arriva in questo momento. Alfieri, lo schema, la giocata per la numero 10 Andreasi che non va a buon fine. Non è felicissimo Dolcetti, ovviamente, anche se sul 2-0. Sì, aveva preparato bene lo schema Dolcetti, poi ovviamente in campo c'è anche l'avversario, quindi lo schema non è stato sfruttato. Andreasi intanto dietro per Faustini, aspettiamo soltanto il duplice fischio. Non ho visto se i due arbitri hanno dato il recupero, abbiamo già superato abbondantemente il 30°, 1 minuto e 40 in overtime, palla prolungata, ottima la giocata per Frigio che protegge bene, scarica dietro per Andreasi che ha aperto troppo il sinistro, c'era Ardondi libera, l'ha vista un po', si è anche disperata, l'idea c'era, è mancato soltanto il giusto colpo. Sì, qui è un peccato, qui era proprio una bella occasione per la terza rete, ma Andreasi ha alzato troppo il tiro, non c'è stato nulla da fare per l'intervento della compagna a rete. Il direttore di gara, intanto il signor Cosetto di Schio, ha guardato il cronometro, fallo laterale è per la formazione del Montale. Probabilmente erano 3 loro minuti di recupero, siamo già abbondantemente oltre il secondo, 30 secondi in più, oltre ai 2 minuti già giocati. Ultima occasione per il Montale di offendere la porta di Faustini, che invece raccoglie senza tanti problemi alle spalle degli stendardi biancorossi, colori sociali del team Giorgione, che ospita e che sabato prossimo tornerà qui in campo per la sua prima giornata di ritorno del torneo di Serie B maschile. 10 martiri che ha probabilmente l'ultima palla del tempo. Colpita in pieno volto intanto Marramà, che resta in piedi in campo, una pallonata evidente, e arriva il duplice fischio al terzo minuto di recupero che manda le squadre al riposo con il 10 martiri in vantaggio per 2-0. Montale Football 5 che dovrà fare qualcosa di più per riaprire la partita. Il test con Giulio Cosaro vi aspettano fra una decina di minuti dopo il riposo. A tra poco.
quando togliete le grafiche. Eccoci qua, eccoci di nuovo live LND, pagina del canale LND del Veneto, pronti per il secondo tempo con il Montale Football 5 che farà ripartire il cronometro. Sotto di 2 gol deve alzare baricentro e fare di più la formazione di mister Truscelli quando arriva il fischio e si riparte. DC Martiri avanti 2-0, un vantaggio. Giulio Cosaro, commento tecnico qui di queste prime sfide di Coppa, sicuramente meritato e giusto. Sì, assolutamente, il 10 Martiri ha assolutamente meritato il doppio vantaggio. Montale che poteva anche mettere a segno una rete. Adesso c'è un secondo tempo dove vediamo dove andrà anche l'inerzia della gara, se il Montale riuscirà a farsi sotto. Tanto è vero che mister Truscelli è ripartito con i due pilastri Valenti e Marramà. Vediamo anche se il 10 Martiri si accontenterà di questo doppio vantaggio o se, come ha fatto il Bologna prima, tenterà. Conclusione alta di Cecchetto. Qualcuno ti guardava con occhi curiosi mentre parlavi, consapevole che stavi sparando sicuramente un paio di cazzate come tuo solito fare quando hai il gelatone in mano. Intanto si alza Faustini che supera la linea di metà campo, un giocatore più in avanti, una tattica questa per anche addormentare la partita, quella di mister Dolcetti, avanti di 2 gol, sicuramente dar maggior fastidio alla retroguardia del Montale. Sì, in questo caso mister Dolcetti si deve fidare moltissimo delle abilità. Intanto attenzione qui l'errore di Marta Rambaldi sull'invito di un pallone arrivato lì da Ilaria Andreasi. Sì, mister Dolcetti ha messo in campo le giocatrici giuste, quindi si deve fidare assolutamente delle capacità per tentare un portiere in movimento di questo genere. È una tattica per addormentare la partita, ma è anche sempre rischiosa. Intanto palla lunga per la capitana Grassi che mette giù il pallone, cerca di andare via, viene però fermata dalla collega con la fascetta al braccio avversaria Valenti. Dunque rimesse laterali con il numero 6 Marta Rambaldi. Tra le note preparate dalla società, mettila dove vuoi, e lei dà sempre il 101%. Corner intanto, sempre la numero 6 Rambaldi, pronta a far ripartire il gioco delle sue compagne. Lo scambio con Andreasi, la palla calciata da Rambaldi che sbatte sulla schiena della numero 13 Cecchetto, riparte da dietro con Filippini. Andrease va a calciare in 3, 4, 5 tempi. La Guicciardi si prende il pallone, fa ripartire il Montale dalla parte opposta. Ha rischiato, ma Montale che può ritornare a costruire un'azione offensiva. Sì, assolutamente. Tra l'altro è stata una conclusione che sembrava facile in quanto centrale, ma tra varie atlete, Montale che esattamente come all'inizio non ha nulla da perdere e può puntare anche sul contropiede oppure sul lancio su Marramà. Intanto Faustini qui in maglia gialla sulla nostra postazione alza ancora il baricentro, la numero 12 del 10 Martiri difende a rombo la formazione di mister Truscelli, fa possesso palla, fa girare la sfera la formazione del 10 Martiri che vuole prenotare un pass per la semifinale contro la vincente. Attenzione Marramà, la riapre la numero 9 del Montale dopo 3 minuti. Voleva addormentarla mister Dolcetti, le sue ragazze però non l'hanno ascoltato e dunque Marramà la riapre. Rivediamo il gol. Sì, eccolo qui il problema principale del portiere di movimento, che un errore può essere fatale. Marramà anche con questa rete ha riaperto la gara, si carica sulle spalle la squadra, ora potrebbe iniziare un'altra partita. Sicuramente inizierà un'altra partita, tra l'altro Marramà ha domesticato un po' in modalità foca il pallone, prima di testa e poi un lob preciso che non ha dato scampo ovviamente alla squadra avversaria. La porta era sguarnita, rimessa laterale intanto per il 10 Martiri con Rambaldi. Non è stato usato bene qui la tattica del portiere di movimento. Sì, è rientrata anche Grassi, se non erro, per dare un altro tipo di gioco al 10 Martiri. Ora il Montale è galvanizzato galvanizzato dal gol, però pressione alta ancora del 10 Martiri che recupera il pallone con Rambaldi, poi arriva
l'esperienza Giorgia Cocconi che spara in fallo laterale, Rambaldi, il numero 6 del 10 Martiri, alza la testa al laterale, gira dietro per Filippini, Andreasi riceve il pallone, Filippini, un pallone che poi sbatte contro Marramà, ancora colpito in volto la numero 9 del Montale che resta in campo, ha chiesto come stesse mister Truscelli, ha fatto un segno eloquente con la testa, sì, sto bene, sto in campo, 10 Martiri, e chissà che questo gol, non me ne vogliano quelli del 10 Martiri, dia un po' di linfa ad una sfida che poteva addormentarsi e non poco. Sì, assolutamente, il 10 Martiri anche con l'inserimento del portiere di movimento aveva un po' messo in cassaforte la situazione, poi Marramà ha sfruttato e ha accorciato le distanze e ora appunto si apre un'altra partita anche per quanto riguarda il campo e la partita in senso più ampio. Marramà che con questo gol raggiunge quota 5 in stagione, la miglior marcatrice oggi in campo per la formazione di mister Truscelli, mentre arriva la conclusione sull'esterno della rete del 10 Martiri. 10 Martiri che recupera il pallone in mezzo al campo, il capitano Grassi lo mette giù, Rambaldi ha rischiato qui di ricevere il fallo, Rambaldi poi esce bene Guicciardi che si prende il pallone, rivediamo insomma a testa bassa, palla lunga intanto per la corsa di Gloria Cecchetto che non riesce a trattenere nel campo e mister Dolcetti inizia un po' a chiamare le carte in tavola, non contento sicuramente di questo inizio di ripresa delle sue ragazze. Sì, sicuramente mister Dolcetti si aspettava un altro tipo di inizio di secondo tempo, poi le cose si sono complicate, cambia anche il sistema di gioco che arriva sul gioco a 4 per cercare anche di sfruttare la probabile maggiore velocità dei 10 Martiri, ma il Montale si fa sotto. Va via Russo sul corsia laterale, cerca lo scambio, viene però fermata da Cecchetto, palla per anzi era Cocconi, palla per Cecchetto che non è riuscita bene a iniziare il pallone, ma ancora possesso per il Montale con Valenti che cambia lato verso Cocconi. Marramà ora è ultimo giocatore di movimento, qui Cecchetto, l'invito per Cocconi che però aveva arrestato la sua corsa, tanto fuori a rifiatare anche Grassi, rientra Alexia Zanini, maglia numero 7 per il 10 Martiri, quando sono passati 7 minuti e il Montale ha dimezzato lo svantaggio del primo tempo riportandosi in partita sulla -1, 2-1 per il 10 Martiri che amministra sulla destra con Alfieri, cambio lato di Alfieri che riceve ancora il pallone, la giocata ottima di Alfieri, Alfieri per Zanini, fermata ipnotizzata da Guicciardi, che occasionissima per il 10 Martiri, Giulio. Sì, è cambiato tutto anche nel sistema di gioco di mister Dolcetti che si è affidato a Zanini, quindi non più un gioco a 4 ma un gioco sul pivot, c'è stata un'occasionissima purtroppo sprecata, anche prolungata poi, quindi 10 Martiri vuole assolutamente allungare, Montale che però sta facendo di tutto per rimanere in partita. Rilancio lungo direttamente tra le mani sicure di Francesca Guicciardi che arpiona il pallone, lo rilancia lungo centrale per Marramà che lo mette giù con il corpo, difende palla a spalle alla porta, scarica dietro per Cecchetto, giro palla verso Valenti, la finta di Valenti che si incunea tra le maglie strette della difesa avversaria, Cocconi, Cecchetto in apertura, palla per Valenti, recupera però bene con Russo il pallone il 10 Martiri, l'invito per Zanini. Troppo profondo, ripartirà allora il Montale dalla sua metà campo. Sì, piccolo errore in fase di impostazione del 10 Martiri, vediamo se il Montale riuscirà a mettere in campo un sistema di gioco che può arrivare dalle parti del giovane portiere del 10 Martiri. In questo momento manca quasi un ultimo passettino per arrivare in porta, nel frattempo il 10 Martiri fa la partita. Proprio la formazione di mister Dolcetti
tra l'altro tecnico con il suo staff che segue anche la formazione di A2 del 10 Martiri, una formazione che sta regalando grandi soddisfazioni alla società ferrarese. Qui bene il Montale, si allunga però troppo il pallone la rientrante Elisa Prati, che però ha la voglia e la determinazione di crederci e di prendersi un fallo laterale, mentre rientra anche Valentina Sanguedolce con la maglia numero 7, dunque un Montale che ci crede ancora nonostante sia sotto nel punteggio. Palla per Valenti, fermata però al momento della sua conclusione da Zanini, lo scambio con la numero 2 Alfieri, va sulla corsia di sinistra Alfieri, un attacco, poi Russo si prende il fallo laterale che ha fretta, molta fretta di battere, lascia l'incombenza da Alfieri, movimento palla in mezzo per Zanini, Zanini lo scambio ancora con Alfieri, Alfieri si accentra, va a caricare il destro che si perde alto, buona trama, buona occasione. Qui occasione dalla distanza per i 10 Martiri, anche se adesso il pallone è già per il Montale che prova a giocare con la numero 7 che conclude, Sanguedolce conclude alta, voleva una deviazione non ravvisata, qualche timida protesta della numero 7 nero arancio. Che brividi per Faustini che fa ripartire il gioco delle sue. Mister Dolcetti ora non è più tanto seduto tranquillo in panchina, si è alzato un po' anche a richiamare l'attenzione delle sue ragazze che concedono un altro fallo laterale. In questo momento l'inerzia della partita per il Montale, che però deve recuperare, deve cercare la via del pari. Sì, Montale che adesso ha la possibilità di farsi sotto, ovviamente mister Dolcetti lo ha capito, cerca anche un po' di sistemare le carte in tavola, adesso entra infatti i filippini, anche un po' le ragazze sono stanche, quindi nuove forze fresche, anche se rimane Zanini in avanti. Attenzione, palla no, non è uscita, Zanini dentro, cerca di entrare, viene fermata. Qui importante il recupero della numero 7 Sanguedolce su Rambaldi, che stava per servire la compagna di squadra libera sulla corsia opposta rispetto alla tribuna, da cui vi raccontiamo questa sfida. Attenzione con Zanini, il pallone resta lì in mezzo, altro pericolo. Montale che però riesce a reggere l'urto, ovviamente adesso inizia una parte della partita dove il 10 Martiri non vuole più sbagliare, vuole incrementare il vantaggio, Montale che deve reggere l'urto e poi ributtarsi in avanti. Onda d'urto quella del Montale, che però non ha ancora trovato la precisione, soprattutto sotto porta. Anche qui non viene trattenuto in campo il pallone da Elisa Prati. Allora il 10 Martiri può tornare a respirare al 13° minuto di gioco di questa ripresa. 2-1 avanti la formazione di mister Dolcetti, che attacca ancora, attenzione dalla parte opposta, non arriva alla conclusione Rambaldi, ora difende meglio il Montale. Zanini liberata sulla corsia di sinistra, palla per Rambaldi che scarica ancora dietro per Zanini, che va a calciare un pallone verso il secondo palo con la coscia. Sanguedolce mette in fallo laterale, 10 Martiri che forse non deve avere la fretta di cercare di offendere la formazione avversaria. Giulio? Sì, assolutamente, perché questa fretta potrebbe essere anche controproducente e creare un po' di confusione dove il Montale potrebbe insinuarsi e sfruttare le poche occasioni che capitano. Ottima la palla scodellata per Valenti, che viene però fermata da Francesca Filippini. Palla lunga per Rambaldi, esce dai pali e Rambaldi salva ancora la palla e poi scarica sull'esterno della rete. Che rischio qui per Guicciardi, che fa ripartire subito il gioco veloce della parte opposta per Prati. Prati va sulla corsia di destra, viene però marcata bene, recupera allora il 10 Martiri, che cerca di uscire dalla propria metà campo con una spizzata fermata però da Valentina Selleri, che viene a sua volta fermata. La palla poi carambola tra i piedi di Faustini, un po' di confusione, ma che rischio per il Montale. Sì, veramente è una fase confusionaria della partita, dove il 10 Martiri comunque prova a farsi sotto, il Montale regge, manca ancora però qualcosina a questo Montale per arrivare al pareggio, ma sappiamo bene che nel nostro sport qualunque occasione, se ben sfruttata, può essere fatale. Intanto ringraziamo Luca Cesari
in versione prendo le ordinazioni per il fast food con la cuffietta all'orecchio che ci ha portato la distinta anche del futsal Reggiana. Terza partita, attenzione, caduto, è caduto lo stendardo della LND del Veneto, prontamente rialzato dalla numero 5 Annalisa Frigio. La Frigio che rientra dopo un infortunio per un 10 martiri che ricordiamo fa meno di Frattini, rottura crociato e Pirani, infortunio muscolare. Esce bene proprio la Frigio che serve Andreasi, fermata però la numero 10 della 10 martiri. Rimessa laterale per la squadra del Montale, così ha segnato il signor Bassetto di Treviso. Anzi no, si ravvede della sua decisione, l'out allora è per la squadra della 10 martiri quando mancano 15 minuti scarsi. Dunque entriamo nell'ultimo quarto di gara e qui inizia a scottare di più la palla. Sì, assolutamente, tanto è vero che vediamo mister Truscelli che sta chiedendo il time out, vediamo è arrivato, quindi adesso inizia l'ultima fase della partita dove il Montale deve assolutamente accelerare un pochino per trovare quello che sarà probabile aggancio al 10 martiri che dal canto suo è un po' calato non tanto dal punto di vista fisico ma mentale, quindi non riesce più a essere cinico nelle parti strategiche del campo. Eccole qui le indicazioni di mister Truscelli e le sue ragazze. Vedremo anche se il tecnico del Montale Football 5 giocherà la carta del portiere di movimento, come diceva il buon Lucio Solazzi. Oggi sarebbe stato il compleanno del condottiero del Grifo, auguroni lassù mitico Lucio. Perdere di 1, perdere di 10, hai sempre perso, quindi tanto vale la pena di provarci fino alla fine. Sicuramente aspetterà ancora qualche minutino perché insomma ne mancano 13 così a memoria. Ora fra poco ritroveremo anche la grafica, è proprio così. Sì, Montale che adesso ha la palla, adesso viene malamente giocata, ma assolutamente forse ci sarà ancora qualche minuto per capire dove andrà l'inerzia della gara, poi probabilmente mister Truscelli attuerà la sua strategia. Sì, l'errore nel tentare di ripartire veloce da parte di capitana Valenti, intanto si rialza Faustini oltre la linea di metacampo avversaria, che rischia anche qui il pallone è rimasto vivo in campo. Frigio, Andreasi dietro, si riparte da dietro, Faustini ora invitata a riprendere la sua area di pertinenza, memore anche del fatto del gol che ha riaperto la partita qui. Montale che non arriva sul pallone, Andrease, bene, ha una possibile 3 contro 2, Frigio, il tiro dritto per dritto a botta sicura, se lo prende Guicciardi che rilancia lungo per la spizzata di Elisa Prati. Non aveva fame, cosa si è divorata la numero 6 del Montale che rivediamo. Una rete divorata dal Montale che poteva pareggiare i conti, qui il pallone ha rimbalzato troppo e Prati non ha... Dall'alto della mia esperienza di calcettista forse ha atteso troppo nel calciare subito e poi sul rimbalzino un pallone che poi è volato altissimo. Sarebbero stati 3 punti, ma se fosse stato rugby. Questo assolutamente, sì, non è stata data troppa libertà alla palla rimbalzante ed eccoci qua. Intanto qui c'è il fallo, c'è anche il cartellino giallo combinato a Valentina Sanguedolce, il primo cartellino della formazione di mister Truscelli. In precedenza era stata ammonita la Rambaldi, 2 gialli, un giallo per parte, entrambi per una vistosa trattenuta. Giusto così insomma. Sì, primo fallo tra l'altro della ripresa, correttissime queste partite. Sì. Vorremmo vedere un po' le donne incazzarsi anche. Questo assolutamente sì, magari nelle partite delle fasi successive. In questo momento c'è tanta correttezza, sono 2 falli che ci stanno in entrambi i casi. Il giallo c'è per la maglia tirata, ma insomma qui occasione però per i 10 martiri di fare il terzo. Punizione dunque per la formazione di mister Dolcetti che ha dato indicazione alle sue ragazze. La palla sul secondo palo, anche qui ha sbagliato la Frigio, era quasi più facile
segnarlo che sbagliarlo, forse il pallone gli è rimasto lì, non ha saputo indirizzarlo verso la porta avversaria, occasionissima d'oro. Sì, davvero, diciamo che da un punto di vista della difesa del Montale c'è un qualche segno rosso, insomma il secondo palo era totalmente sguarnito, tanto è vero che il pallone è passato dopo erroraccio in fase di realizzazione del 10 Martiri. 10 Martiri che torna a far possesso delle retrovie con Alfieri, fermata però in fallo laterale dalla numero 5 Valentina Selleri. Selleri recupera il pallone all'altezza della linea di metà campo e lo scambio con Prati che poco fa ha sbagliato un gol importante. Intanto conclusione dalla distanza di Giorgia Cocconi che non dà alcun problema alla numero 12 Giorgia Faustini. 10 Martiri che adesso ha la possibilità di andare nuovamente a rete, il Montale però è diventato molto più aggressivo. 10 minuti più l'eventuale recupero, il Montale che deve assolutamente alzare il baricentro, non vedo ancora movimento però di maglie arancioni per una giocatrice di movimento, c'è un cambio pronto a rientrare in campo, attenzione il tiro sul palo in due tempi, dice di no Guicciardi, importante questa parata, è pronta a rientrare Marramà con la maglia numero 9, lo scambio ora di Prati dietro per Valenti che litiga con l'avversaria che riparte, c'è il fallo. Sì. Arriverà anche il cartellino giallo per la Valenti, altro giallo per trattenuta, era stata colpita in modo involontario fortuito, si era anche un attimo fermata, poi l'avversaria, la numero 8, la collega capitana avversaria Federica Grassi è ripartita e non ha potuto che non commentare fallo. Sì, qui ci deve essere stato un malinteso, poi d'altra parte Valenti ha visto partire la sua avversaria e non ci ha più visto, proprio letteralmente, diciamo che è un fallo che arriva in un momento particolare della gara, anche se mancano solo 10 minuti, ma in un punto davvero pericoloso perché siamo a 6 metri, vediamo come verrà sistemata la barriera. Praticamente leggermente defilato sulla sinistra rispetto alla nostra postazione a destra, tu che sei portiere, anzi eri portiere, non andiamo a offendere insomma la categoria. Attenzione, c'è Andreasa sul punto di battuta, il fischio sarà un tiro dritto per dritto che spara sul portiere Guicciardi, brava a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, c'è stata anche poi una deviazione, lo rivediamo, il pallone dunque deviato in calcio d'angolo, doppio no di Guicciardi, ottimo qui la giocata, la palla dietro per Alfieri, può ripartire in contropiede, si è salvato e poi ha anche rischiato il 10 Martiri, intanto rientra Marramà. Sì, rientra Marramà, il 10 Martiri, peccato, ma è stata ottima la risposta di Guicciardi, ora proverà il Montale comunque a rifarsi sotto quando mancano 8 minuti. Palla per Valenti che viene fermata, forse l'ultimo tocco era della capitana dei 10 Martiri, non ha ravvisato, ma un protesta con quella Valenti, pericolo, meno di 8 minuti, 7:30 più il recupero, Faustini intanto invitata a tornare a difendere i propri pali di pertinenza, palla per Grassi, il pallone smorzato da Valenti che termina tra le mani di Francesca Guicciardi che fa ripartire subito dal centro, ma bravissima Andreasa a capire dove doveva arrivare il pallone, anzi no, è la Filippini, scusate, il numero 11 mette sul secondo palo un pallone che nessuna compagna vuole invitare ad entrare in porta. Sì, assolutamente. Il 10 Martiri che sta sfruttando un po' le maglie larghe del Montale che prova a ripartire. Marramà intanto cercava di girarsi, spalle alla porta, ma è proprio nella sua metà campo, pressata da Andrease. Marramà protegge il pallone, lascia lì a Valenti, se lo riprende Grassi, poi arriva tra le mani di Guicciardi che fa ripartire a destra il gioco per la numero 3 Cocconi. Marramà allo spazio per avanzare, Marramà sulla corsia di sinistra si accentra, Marramà vince un contrasto, Cocconi poi trova il corpo di Francesca Alfieri che mette in fallo laterale, deve esserci un assalto all'arma bianca per il Montale, deve provarci. Sì, anche se questo può voler dire scoprirsi un po' troppo, ma il Montale ha solo questi 7 minuti, quindi deve assolutamente trovare una soluzione, anche se è sempre il 10 Martiri che sornione va alla caccia della rete. Intanto combinato un fallo alla capitana del 10 Martiri Federica Grassi.
10 gol per lei in campionato. Ancora a secco quest'oggi, gol solo di Andreasi Filippini per la formazione di mister Dolcetti, che recupera un pallone, si fa rivedere in avanti proprio ora. Grassi fermata da Guicciardi, che poi scarica avanti il pallone per Marramà. Rombaldi arriva però di prepotenza e dice di no. Ancora lì il pallone riconquistato dalla formazione del 10 Martiri, con la capitana Grassi che si gira su un fazzoletto, poi serve dietro per Rambaldi. Ancora una buona occasione. 10 Martiri Sornione attende le avversarie e poi quando può cerca di offendere dalle parti di Guicciardi, che attenta, saltella al limite della sua porta. Qui ottima giocata sempre da fallo laterale. Sì, anche se non è stata sfruttata la superiorità precedente, ora il 10 Martiri si fa avanti, ma Marramà che però tiene su le proprie compagne, quindi può succedere di tutto in questo finale di partita. Valenti, meno di 5 al riposo. Rossoneri intanto, le veronesi che vanno verso gli spogliatoi per prepararsi alla prossima sfida. Qui il tiro di Valenti non era ben posizionata, con il corpo che spara alto. Partita ancora in grande equilibrio, può tutto ancora tutto può succedere. Ripartenza da dietro con Rambaldi che fraseggia lì comodo davanti alla linea della propria area senza alcuna pressione. Una palla lunga per Grassi che ha lo spazio di girarsi, viene però fermata. Bello il duello tra la numero 4 e la numero 8 di quest'oggi, insomma se le sono date sportivamente parlando, ma neanche tanto, però si sono comunque tenuto sotto torchio per un bel po' di tempo. Intanto palla lì in mezzo, brava Guicciardi a prendere il pallone, a far partire Cocconi, il pallone che rimbalza sul testa di un'avversaria. Prati si prende una corner importante. Sì, occasione per il Montale dopo l'ottimo intervento di Guicciardi. Cocconi dietro per Valenti che scarica un pallone che arriva sul piede di Prati, poi Marramà dalla distanza cerca di colpire, recupera ancora il pallone il Montale, poi brava Rambaldi a riprendersi, a far partire le sue. Rambaldi, la deviazione in corner. Adesso squadre che si aprono e mister Truscelli che ancora non prova la carta di partita di movimento, probabilmente non ha anche le potenzialità, una squadra che comunque deve fare i conti con ovviamente qualche assenza. Sì, cost to cost importante, mister Truscelli probabilmente ha solo queste armi oggi. Ovviamente abbiamo visto un'occasione per il 10 Martiri, poi il Montale, poi di nuovo il 10 Martiri. Ovviamente c'è un po' di confusione in questa parte finale della gara che in questo momento sta anche premiando la formazione di mister Dolcetti. Un 10 Martiri potete fare a meno, tra l'altro te ne dico un nome, attenzione, di Lidia Porfiri, classe 94, il bomber che ha segnato 13 gol nella passata stagione. Qui intanto prova dalla distanza Marramà, una conclusione che termina di poco a lato. 2 minuti e mezzo con Faustini che fa ripartire il gioco del 10 Martiri che ha circunnavigato il campo in questa ripartenza, fa possesso. Gioco ampio quello del 10 Martiri che qui però sbaglia. Pallone regalato, non va a buon fine. Vediamo se lo tiene in campo, sì è bravo a tenerlo in campo, c'è il fallo, però Marramà va a chiedere anche scusa a Martina Russo, colpita con la punta del piede. Terzo fallo, già battuta questa punizione con Rambaldi, sua corsia di sinistra che si accentra Rambaldi, lo scambio sul fondo, un pallone messo in mezzo, lo difende bene Cocconi che poi spara però addosso a Rambaldi, lo tiene ancora vivo Zanini. Rambaldi si gioca su un fazzoletto di terreno, Russo a calciare, un destro piazzato che termina alto. Guicciardi allora a 1,45 a far ripartire il gioco, lunga Guicciardi per Cecchetto, c'è una deviazione. Ancora in avanti il Montale, ha qualche cartuccia da sparare. Abbiamo visto Marramà sempre sul pezzo, quindi 10 Martiri che sta meritando la vittoria, ma ecco la carta tanto voluta dal test. Guicciardi ha alzato il suo baricentro, palla non c'è, spinta secondo il direttore di gara, era lì ben appostato il signor Mattia Bassetto di Treviso. Al numero 7 Valentina Sanguedolce gli fa vedere anche di essere stata colpita. Qui responsabilità del direttore di gara, ovviamente sono scelte che vanno prese.
poteva essere un'occasione per il rigore per il Montale, ma insomma diciamo che sono scelte arbitrali poco discutibili. Ultimo minuto di gioco intanto di questa ripresa, 10 Martiri avanti 2-1, Montale che proverà fino all'ultimo secondo, ci sarà sicuramente anche un minutino per il recupero. Per il time out Rambaldi intanto ad accentrarsi, lo scambio con Alfieri, la giocata a liberare Rambaldi, la puntata di Rambaldi che va a sbattere sul tacco di Giorgia Cocconi, resta comunque lì in zona d'attacco, meno di 30 secondi, vediamo se 10 Martiri andrà a mettere la parola fine ai titoli di coda a questa sfida. Attenzione, ancora palla dietro per il tiro piazzato, fermato qui l'errore, chiede scusa Sangue Dolce, poteva esserci un 3 contro 1 pazzesco. Sì, assolutamente sì, d'altra parte la stanchezza si fa anche sentire proprio all'ultimo minuto. Intanto scocca il 30° con il recupero, non ho ravvisato, ecco il direttore di gara che ha guardato il suo cronometro, tu fammi anche attenzione, anche di 2 minuti di recupero. Attenzione, mamma che rischio, pericolosissimo per via diagonale, non si dovrebbe mai fare, palla comunque per Zanini che calcia, colpisce anche il lato B di Giorgia Cocconi, riparte Valenti da dietro, pressione alta, giro palla ora del Montale Futsal Club, non è preciso, la palla arriva tra le mani comode di Faustini, 1,5 ancora da giocare, che brividi! Sì, fa freddo. Fa freddo, 1-2, partita che sta finendo, quindi il Montale vuole assolutamente giocarsi le sue ultime carte, c'è qualche svarione di troppo in campo. Viene richiamato Guicciardi come portiere di movimento, vediamo il giro palla se non ci sono errori. E qui recupera il pallone con Zanini che aveva la porta spalancata, non era la porta spalancata del signore, ma era quella difesa da Guicciardi che era rimasta a terra all'altezza della linea di metà campo. Occasionissima per chiudere ancora la sfida in casa di 10 Martiri con Valenti che prova a uscire ancora dalla propria metà campo. Cocconi, Valenti, c'è Guicciardi solitaria, riceve ora il pallone Guicciardi, lo recupera, lo gira dalla parte opposta e poi Rambaldi va a trovare la piazzata che scrive la parola fine e può mandare così i titoli di coda a una sfida che vede premiare il 10 Martiri che stacca il pass per la semifinale di lunedì. 20 secondi alla fine della partita, 10 Martiri che si guadagna la vittoria dopo una partita che probabilmente sulla carta poteva essere molto meno sofferta, ma Montale ha fatto il possibile, adesso si fa avanti. Merito sicuramente del Montale che ci prova comunque fino all'ultimo secondo, siamo già oltre il secondo minuto di recupero, Cecchetto dalla parte opposta, allora può arrivare il triplice fischio finale che manda in semifinale il 10 Martiri. Applausi sì alla squadra che ha vinto, quella di mister Dolcetti, ma applausi anche per il Montale Football 5 di mister Michael Truscelli che ha avuto anche il merito di rendere la partita, di tenere la partita in equilibrio fino all'ultimo secondo. Peccato, adesso ci riproveranno comunque in campionato. Sì, assolutamente, una partita che ha visto appunto la vittoria del 10 Martiri molto più quotato. Il Montale ha fatto comunque un'ottima gara, qualcosa da sistemare in fase di impostazione e di difesa del palo distante, ma comunque è una buona prestazione della squadra di mister Truscelli. Termina quindi anche la seconda partita di giornata. Si chiude qui la seconda sfida dei quarti di finale con i saluti tra le due squadre. Rivedremo il 10 Martiri lunedì pomeriggio in semifinale. Salutiamo il Montale Football 5, cui vanno i complimenti, l'applauso e anche gli auguri per il proseguo della stagione. E noi invece ci prendiamo un altro po' di pausa perché alle 19 ci sarà la terza sfida, quella tra Rossoneri e Futsal Reggiana, che chi vince affronterà proprio il 10 Martiri. Il test Stefano Testoni con Giulio Cosaro vi danno appuntamento alle 19 meno 10 meno 15 per il terzo quarto di finale. A dopo. più tardi.